Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Alle 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali in vista del voto del 3 e del 4 ottobre. A Trieste quindi i candidati dei 38 comuni che andranno al seggio hanno presentato le loro liste. 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti, tra cui 2 capoluoghi, Trieste e Pordenone, oltre a Cordenons e San Vito al Tagliamento. Ci colleghiamo adesso con Andrea Pierini che ha seguito le operazioni per noi. A te la linea, Andrea. D'Italia in questa assolata e calda giornata. Oggi alle 12 si sono ufficialmente chiusi i termini per poter presentare le liste alle elezioni comunali che si terranno, come detto giustamente da studio, il 3 e il 4 ottobre con ballottaggio il 17 e 18 ottobre. Qualora nessuno dei 4 comuni con più di 15.000 abitanti, quindi Trieste, Pordenone, San Vito al Tagliamento e Cordenons, dovesse raggiungere il 50% più uno dei voti disponibili. Sono state depositate praticamente tutte le liste, il sito della regione è ancora in fase di aggiornamento perché si stanno completando le ultime procedure, è una procedura abbastanza lunga perché vanno controllate le firme grazie al Covid, insomma per colpa del Covid il numero delle firme da consegnare per il comune di Trieste, che è quello con maggior numero di abitanti, parliamo di 200.000 residenti, sono appena 350, erano più di 1.000 in tempi pre-Covid, quindi il materiale deve essere tutto controllato, devono essere controllati i casellari giudiziari, insomma una procedura molto lunga che si concluderà verosimilmente entro il 4 settembre, però diciamo che abbiamo già degli elenchi piuttosto ufficiosi. Partiamo ovviamente dal comune di Pordenone, che è quello che verosimilmente interessa più ai nostri telespettatori, dove sono 3 in questo momento i candidati, perché c'è Alessandro Ciriani, sindaco uscente, appoggiato dalla lista Ciriani, sindaco Fratelli d'Italia, Lega Salvini, lista Ciriani, sindaco Pordenone Cambia, Forza Italia UDC e Pordenone Civica e progetto FVG. C'è poi Giovanni Zannolin, detto Gianni, appoggiato dalle liste Il Bene Comune, Partito Democratico, la Civica e Movimento 5 Stelle, e Anna Ciriani, lista civica, Anna Ciriani, sindaco. È atteso anche un quarto candidato, che è Vito Claut del Codacons. In questo momento non è presente nell'elenco della regione, però può essere verosimilmente un ritardo nell'inserimento dei dati, perché insomma è un procedimento che richiede del tempo. A Trieste la situazione è ben diversa perché ci sono 10 candidati. Andrò a elencarli, non dirò tutte le liste perché sono veramente tante, e quindi sono 21 liste, quindi 840 aspiranti consiglieri quando i posti disponibili sono 40. Quindi i candidati sono Giorgio Marchesi, Charlon Stock, Franco Bandelli, Ugo Rossi, Riccardo Laterza, Aurora Marconi, poi Tiziana Cimolino e Roberto Di Piazza, anche il sindaco uscente. In questo momento non c'è il nome di Francesco Russo, che è il candidato del centro-sinistra, ma anche qua verosimilmente potrebbe essere esclusivamente un ritardo nell'inserimento della candidatura all'interno del sito della regione. Andiamo a San Vito al Tagliamento. Qua ci sono al momento 3 candidati, che sono Valerio Delle Fratte per Amo San Vito, Forza Italia, Lega Salvini e Fratelli d'Italia, Susi Centis per il Partito Democratico e San Vito Bene Comune, e Alberto Bernava per Cittadini per San Vito, Alternativa Comune per San Vito e Vivere San Vito. Ultimo comune dei 34 che potrebbe andare al ballottaggio, quindi con più di 15.000 abitanti, è Cordenons. Qua abbiamo 4 candidati sindaco, sono Andrea Delle Vedove, candidato per Fratelli d'Italia, Lega Salvini, Forza Italia e Rinascimento Sgarbi Cordenons. Poi c'è Paolo Peresson per Cittadini Insieme per Cordenons, progetto Forza Cordenons e Cordenons Democratica, e Gianpaolo Biasion del Movimento 5 Stelle e Franco Vampa con la lista civica Cordenons Futura. Questo è il quadro in questo momento, verosimilmente è un quadro provvisorio che sarà semidefinitivo comunque già nel primo pomeriggio, quando verranno inseriti tutti i nominativi, e poi, come detto, al 4 settembre ci sarà l'estrazione nell'ordine delle schede elettorali, e là più o meno si saranno chiusi i ricorsi e controricorsi ed eventuali problematiche che potrebbero insorgere sulle firme o su qualche candidato. Quindi insomma la definizione reale dovrebbe essere questa, però verosimilmente dovrebbe essere tutto a posto. Questo è un po' il quadro della situazione attuale. A praticamente 20 minuti dalla chiusura della consegna dei documenti, se non ci sono, no, più 50 minuti, chiedo scusa,
dalla chiusura della consegna del termine per la consegna delle candidature. Se non ci sono domande da studio io ti restituirei la linea. Ricordo che ovviamente nei prossimi telegiornali ci saranno tutti i dettagli e tutte le curiosità, insomma. Ad Andrea Pierini, andiamo avanti da Trieste, passiamo a Udine dove abbiamo in collegamento la nostra Isabella Gregoratto che segue per noi i lavori della Giunta del Comune. Isabella, a te la linea. Buongiorno Monica, buongiorno ai nostri amici telespettatori, mi trovo qui a Palazzo da Ronco e si sono appena conclusi i lavori di giunta, appena cominciata la conferenza stampa per illustrare le decisioni che partono da lavori pubblici che riguardano innanzitutto il completamento dell'area esterna del visionario. Lì viene abbattuto il muretto di recinzione e praticamente l'assetto cambia volto per dare maggiore dignità e anche sicurezza, così è stato detto nel corso della conferenza stampa, alla struttura, all'edificio. Con noi il vice sindaco di Udine, Lauris Michelini. Sì, chiaramente questa delibera che riguarda il progetto esecutivo è stata divisa in due parti. La prima parte era quella dell'abbattimento del muro di cintura esterna, che d'accordo con la sovrintendenza è stato proprio già ormai attuato. Adesso attualmente c'è solo una parte provvisoria che viene resa definitiva per tolto tutto praticamente, affinché il visionario di recente realizzazione, sono 5 sale cinematografiche, che di fronte a un'area verde, poi anche un parcheggio, sia visibile, perché attualmente aveva le colonne antiche sì, però erano abbastanza malmesse e soprattutto la recinzione proibiva, tra virgolette, la visibilità dello stesso visionario. Quindi quale sarà il nuovo assetto? Allora, praticamente abbattuto il muretto esterno? Allora, il visionario si potrà vedere tranquillamente da via Squinni, dall'esterno, perché non ci saranno muri che lo delimitano. Ci saranno delle alberature poste lungo la parte del parcheggio, che sarà delimitato da 2 sbarre che potranno essere alzate e abbassate quando l'utente andrà a vedere il film, o ci saranno altre iniziative del visionario. L'area verde, che praticamente non avrà la recinzione, e ci saranno solo alcune recinzioni all'interno, fatto con un materiale particolare. Magari giriamolo a favore di telecamera, praticamente questo sarà il nuovo assetto dell'area esterna del visionario di Udine. Questo è il parcheggio che avrà le due sbarre, questa è l'area verde con all'interno una uscita di sicurezza da parte degli utenti del visionario, che sarà recintata con questo materiale che ha delle caratteristiche particolari, perché è un materiale ferroso di griglia fatta apposta per poter renderlo anche da un punto di vista classico proprio più visibile, e a protezione dell'uscita. La seconda protezione è quello degli accessi che hanno gli uffici all'interno del visionario. La terza recinzione sarà questa, dove attualmente insistono i macchinari d'aria, e ovviamente che questi vanno protetti. Poi c'è un muro qua che per decenni è stato abbandonato, che verrà rimesso a posto e anche rinfrescato con delle pitture. Praticamente, oltre a queste piantumazioni di alberi, ci saranno anche una serie di interventi che riguardano il completamento del contorno all'esterno, all'interno del visionario, perché con questa opera, che costa 94.000 euro, però comprende tutto ovviamente, sempre in accordi col visionario stesso, con la sovrintendenza, abbiamo fatto in modo che questo angolo della città finalmente possa essere visibile dall'esterno senza dover per forza accedervi dentro. Senta Assessore, un'ultima cosa, poi la lascio tornare appunto alla conferenza stampa. Ho sentito mentre appunto lei ci stava raggiungendo che l'assessore Laudicina parlava dell'installazione praticamente nella piazzetta qui all'angolo con via Cavour di una nuova edicola. Sì. Ecco, ho captato bene. Quella è l'edicola che verrà tolta, quella di Piazza San Giacomo, per una questione di decoro, di visibilità del pozzo, come vuole la sovrintendenza. Abbiamo deciso a suo tempo di acquistare un'edicola di quelle classiche belle
che hanno in molte città e verrà posizionata all'esterno appunto del municipio che fa angolo con via Cavour proprio nella piazzetta del Lionello, e verrà messo a gara per poter farlo gestire per 9 anni. Avrà ovviamente dei punteggi, perché il bando deve essere ancora costruito, avrà sicuramente dei punteggi riservati a chi gestisce a chi gestiva già questa attività. La stessa cosa che poi faremo in piazzetta Marconi quando andremo a posizionare quell'altra edicola che attualmente è in via Mercato Vecchio. Bene, quindi da piazza San Giacomo l'edicola si muove, no, dopo tante vicissitudini, e quindi si trasferisce qua. Poi vedremo se il gestore sarà lo stesso. Grazie al vice sindaco Loris Michelini, e restituisco al momento la linea allo studio. Grazie Isabella e grazie al vice sindaco. Noi invece ci lasciamo per una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Dopo la pausa estiva riprendono i lavori del Consiglio regionale. Isabella Gregorato ha intercettato oggi il Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin per chiedergli quali siano i primi passi da compiere. Sentiamo. Dopo la pausa estiva del Consiglio regionale, dei lavori del Consiglio regionale, durata un 10-15 giorni, adesso si riprende, si ricomincia a lavorare. In questi giorni si riuniscono le commissioni. Ma con quali prospettive, quali le problematiche principali che dovranno essere affrontate? Intanto sappiamo che la prima riunione la prima assemblea del Consiglio regionale si terrà in ottobre. Bisogna valutare anche se farla prima o dopo il confronto elettorale. Ne parliamo con il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Quindi prossimamente lavori del Consiglio regionale, cioè riprendono, abbiamo detto. C'è tanta carne al fuoco. Sì, c'è tanta carne al fuoco in questi prossimi mesi. Noi già da alcuni giorni abbiamo ripreso le attività con gli uffici presidenza delle commissioni, che stanno organizzando i lavori delle stesse commissioni per arrivare poi con i provvedimenti in aula. È prevista sicuramente una seduta del 1° ottobre, che è una seduta statutaria, obbligatoria, e adesso stiamo valutando se inserirne altre a ridosso del 1° ottobre o comunque subito dopo l'appuntamento elettorale del 3-4 ottobre. Questo per evitare che, insomma, che ci siano tensioni politiche elettorali durante la gestione dei lavori d'Aula. Dicevo prima, ci sono alcuni provvedimenti, oltre le question time, che sono, diciamo così, previste in maniera di routine, insomma, una volta al mese. C'è già un provvedimento pronto per l'Aula che riguarda una legge sulle agenzie turistiche, che sono state fortemente colpite dalla crisi della pandemia e che il Consiglio regionale ha già affrontato nella fase di commissione, quindi pronto per arrivare in aula. E poi ci sono alcuni altri provvedimenti che dovremo valutare sia nel settore ambientale sia nel settore degli enti locali, nella parte relativa anche alla formazione. C'è questo grosso appuntamento con la legge sulla famiglia, un lavoro svolto in maniera abbastanza puntuale nei mesi precedenti dall'assessore Rosolin, che ha fatto tutta un'ampia consultazione di tutti i portatori di interessi, e che credo sia quasi pronto per arrivare, ecco, tra in commissione e in aula. Quindi insomma 4 mesi fino alla fine dell'anno molto importanti, perché poi ci sarà anche da mettere in campo la finanziaria, la vera finanziaria della ripartenza, perché dopo gli anni, insomma, 20 e 21, che sono stati fortemente, diciamo così, l'attività legislativa volta a sostenere famiglie, imprese, comunità, proprio dopo la crisi della pandemia, quindi la Regione ha messo tantissime risorse, tantissime sostegni a queste realtà. Adesso si comincia a immaginare, diciamo, una finanziaria, dei provvedimenti che siano strutturali, cioè che disegnino il Friuli-Venezia Giulia dei prossimi 10-15 anni. Ecco, quanto incidono sulle decisioni anche appunto della Regione le
consultazioni, appunto le amministrative previste per ottobre. Ma diciamo direttamente non incidono, se non sull'impegno politico che vede magari coinvolti molti consigli regionali, assessori nell'attività della campagna elettorale, e poi anche nelle giuste contrapposizioni che, anche se sono a livello locale, nelle singole amministrazioni rischiano in qualche modo poi anche di avere degli strascichi politici anche a livello regionale. Proprio per questo valutiamo se è il caso, insomma, ecco, di riunirci subito dopo le elezioni amministrative, tenendo conto che comunque il mese di settembre sarà utilizzato per preparare e sviscerare in qualche modo anche diciamo così, realizzare i provvedimenti legislativi che poi andranno in aula. Senta, uno degli allarmi che sono stati lanciati proprio in questi giorni dagli amministratori, la carenza di personale tecnico nei comuni e la carenza di segretari comunali. Ce ne sono 50 su 250 comuni. C'è qualche comune che, non dico rischi la paralisi, ma poco, insomma siamo abbastanza vicini, ecco, tante le difficoltà. Ma diciamo, per quanto riguarda il personale, la Regione già con provvedimenti precedenti, attraverso l'impegno dell'assessore Roberti, ha già fatto il suo, nel senso che ha rinunciato a quote di personale proprio per delegarle nei confronti dei comuni, quindi i comuni su questo possono già attingere a delle quote di personale che erano di spettanza della Regione. Va anche detto che sono attivati vari concorsi nei comuni ma anche in Regione, c'è un concorso che si sta concludendo che metterà a disposizione della Regione, ma poi con lo scarramento della graduatoria anche la possibilità che altri comuni possano attingere, per cui andiamo in qualche modo a dare una risposta, così come io credo che nel piano nazionale di presa e resilienza, in questa grossa operazione che il ministro Brunetta sta facendo di assunzione di personale tecnico giovane che possa sostenere i progetti della terza ripartenza, credo che insomma sul personale qualcosa si stia muovendo. Sul fronte dei segretari comunali la questione è un po' più delicata perché è una dipendenza ministeriale, da molti anni non si fanno i concorsi, abbiamo cercato in qualche modo con delle norme di dare una risposta dal punto di vista regionale, su queste norme insomma anche il governo ci ha messo un po' lo zampino, quindi c'è qualche difficoltà, ecco, però su questo insomma continueremo a monitorare con attenzione. L'idea potrebbe essere quella di lanciare diciamo così, una legge per cui i segretari comunali siano regionali, cioè fare un albo dei segretari comunali regionali. Su questo ci sono diciamo, dei problemi legislativi nazionali su quali dobbiamo confrontarci, ma l'idea ecco, di questo Consiglio regionale è quella insomma, di creare dei professionisti locali che possono dare un supporto tecnico, giuridico ai nostri comuni, aiutando i nostri sindaci che sono in prima linea e con questi anni del Covid ancora di più hanno dovuto assumersi grandissime responsabilità, a cui va la solidarietà non solo mia ma dell'intero Consiglio regionale. Un viaggio attraverso le Alpi per raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di alta quota. È la Carovana dei Ghiacciai, un'escursione pubblica con esperti glaciologi presso il ghiacciaio del Canin. Oggi sono stati presentati i dati sul suo stato di salute. Sentiamo. La Carovana dei Ghiacciai 2021 di Legambiente ha presentato i risultati dei monitoraggi effettuati sul ghiacciaio del Monte Canin. Anche alcune foto hanno dimostrato quanto i cambiamenti sono davvero molto evidenti. Sì, se li guardiamo sul lungo periodo sono molto evidenti, nel senso che il ghiacciaio del Canin in un secolo ha perso circa il 96% in volume, in realtà di tutte le Alpi Giulie, non solo di quelli del Canin, e l'83% in area. In realtà negli ultimi 10-15 anni questi piccoli corpi glaciali residui sono abbastanza stabili e questo potrebbe sembrare una buona notizia. In realtà è figlia anch'essa del riscaldamento globale, perché il riscaldamento globale porta con sé eventi estremi e lo abbiamo visto quest'inverno con le nevicate estreme che ci sono state, e nei passati inverni degli anni 2000 ci sono state molte invernate così. Quindi quello che sta succedendo è che nonostante le estati siano sempre più lunghe e sempre più calde, la tanta neve che cade in alcune stagioni eccezionali riesce a compensare il ghiaccio che se ne va per fusione. Ondate di caldo che si verificano una volta ogni 5 anni. Allora, sì, il discorso è questo: una volta ondate di caldo come le 4-5 che abbiamo visto quest'estate, che ormai ci sembrano normali, in realtà 30 anni fa capitavano una volta ogni 5 estati. Quindi dovremmo riflettere su questa cosa. Quindi quali sono le sue osservazioni finali e quello che anche Legambiente dovrebbe fare proprio in vista di questa situazione attuale?
A parte l'eccezione, diciamo così, temporanea, per esempio delle nostre Alpi Giulie, dove le nevicate stanno compensando un po' le estati, a livello alpino tutti i ghiacciai al di sotto dei 3500 metri sono destinati a scomparire nei prossimi 2, massimo 3 decenni. Quindi questo è un dato di fatto che deve far agire la comunità scientifica per comprendere ancora meglio le dinamiche, ma soprattutto la politica deve mettere in atto tutto quello che si può fare per cercare di limitare i danni che la produzione energetica umana sta provocando. Quanto sono importanti i dati scientifici proprio per monitorare e capire i cambiamenti climatici nelle nostre montagne? I dati scientifici sono fondamentali. E non solo quelli che prendiamo nel monitoraggio attuale, ma anche quelli storici. Io sono il segretario del Comitato Glaciologico Italiano e il Comitato Glaciologico Italiano raccoglie dati sul cambiamento dell'ambiente glaciale sin dal 1895, l'anno della sua fondazione, e poi dal 1914 pubblica annualmente i risultati delle campagne glaciologiche. Quindi significa che questi dati raccolti su circa 200 ghiacciai in tutta Italia non hanno solo un valore retrospettivo, ma ci permettono di tarare i sistemi e i modelli che attualmente usiamo per interpretare la trasformazione glaciale con una buona base storica, quindi ampliando l'intervallo temporale che copre questo monitoraggio glaciale. E quindi anche sulla base di questi dati avete monitorato le nostre montagne qui in Friuli Venezia Giulia, in particolare il Monte Canin? Certo, ecco, il fatto di aver verificato l'attività degli operatori glaciologici nelle Alpi Giulie e avendo confrontato questa attività con quelli che vengono svolti in altre parti delle Alpi, ci hanno aiutato a capire le particolarità di queste montagne e in particolare dei ghiacciai che ospitano rispetto ad altri ghiacciai delle montagne. I ghiacciai sono più piccoli nelle Alpi Giulie, hanno un comportamento anomalo proprio perché le condizioni atmosferiche permettono una loro alimentazione negli ultimi anni accentuata rispetto ad altri ghiacciai, e questo mitiga un pochino la tendenza alla riduzione delle masse glaciali, che è caratteristica invece di tutte le Alpi. Quale sarà il futuro delle montagne del Friuli Venezia Giulia in questo caso? Allora, il futuro delle montagne del Friuli Venezia Giulia non è diverso da quello del resto delle Alpi. La tendenza alla deglaciazione è ineludibile. Certo, dipende molto dall'atteggiamento dell'uomo, sia a livello globale che a livello locale, su quale sarà l'effettiva trasformazione del paesaggio. Intendo dire che a livello globale la riduzione delle emissioni potrebbe rallentare questo trend. Se nulla cambiasse, siamo sicuri che entro al 2100 nelle Alpi in generale sopravviveranno solo i ghiacciai al di sopra dei 3500 metri di quota. Quindi io, che arrivo dal Piemonte, avrò insieme ai colleghi valdostani la possibilità di vedere ghiacciai, perché abbiamo i 4000 dalle nostre parti. Qua probabilmente ciò che rimarrà saranno dei piccoli ghiacciai coperti di detrito in posizioni, diciamo, di esposizione e altimetria favorevole. Altrimenti la massa glaciale sarà scomparsa dalle Alpi Giulie. Sicuramente, come tutta la criosfera, no? Tutti i ghiacci che sono presenti sul nostro pianeta, è evidente, no, l'impatto del cambiamento climatico. Ecco, io mi ricordo che ero a Sella Neve, anzi ero al Rifugio Gilberti nel 1982, e per la prima volta, io frequentavo molto quei luoghi, ho visto d'inverno piovere. Era una cosa che non avevo mai visto prima e sono rimasto colpito. Abbiamo saputo l'altro giorno che in cima al plateau in Groenlandia, a 3200 metri in Groenlandia, ha piovuto. È evidente che questi trend, no, sono molto molto veloci di cambiamento e richiedono da parte nostra grande attenzione, no? E naturalmente l'attenzione deve poggiarsi su quelle che sono evidenze scientifiche oggi, ma anche su un progetto culturale che vede maggiore attenzione alla natura e maggiore attenzione anche a quelli che sono i bisogni veri degli uomini e non quelli indotti.
Da venerdì a domenica torna il Giro ciclistico internazionale della regione FVG per Elite e Under 23, una competizione che oltre ad avere lanciato grandi campioni del ciclismo senior è capace di abbinare sport e promozione turistica, come è stato sottolineato durante la presentazione di ieri sera a Lavariano di Mortegliano. Vediamo. Tolti ufficialmente i veli all'edizione 57 del Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia per Elite e Under 23 che si correrà da venerdì a domenica. Per il quarto anno consecutivo ad organizzarlo è la SD Libertas Ceresetto, evento che ha scritto pagine di storia del ciclismo internazionale questo e che rappresenta un fiore all'occhiello per il movimento ciclistico italiano e ovviamente per il territorio che lo ospita. La sala civica di Lavariano di Mortegliano ha accolto ieri sera ospiti e autorità che non hanno voluto far mancare la loro presenza al vernissage dell'evento condotto da Alessandro Brambilla e durante il quale Andrea Cecchini, presidente della Libertas Ceresetto, e il responsabile organizzativo Cristian Murro con il responsabile sicurezza e percorsi Danilo Morettuzzo hanno svelato tutti i dettagli dell'edizione 2021. L'amministrazione quest'anno si è impegnata in maniera abbastanza importante per avere queste due manifestazioni e sono molto contento che l'ultima tappa del Giro parta da Mortegliano. Noi ci troviamo a Lavariano è una frazione, è un borgo antico riconosciuto ed è particolare per molte sue caratteristiche. Una dietro di voi, quando uscirete, c'è una torre millenaria che rappresenta un vanto non solo per i lavarianesi ma per il comune di Mortegliano. La mission principale è quella di far crescere i bambini facendo praticare dello sport. La Libertas Ceresetto da 57 anni tessera tra i 40 e i 50 ragazzini. Sono loro il nostro cuore di azione. Però è vero anche che il Giro della Regione, arrivato alla 57esima edizione, continua grazie all'interesse della Regione. Abbiamo sentito prima le parole del sindaco Zuliani, dove si cerca di valorizzare tutti i borghi di partenza, arrivo e di attraversamento. È un evento che può diventare veramente traino dal punto di vista turistico per questa regione. Quando andremo a sentire poi le squadre che arrivano da mezza Europa, ecco, sicuramente capiremo che questo. Quello che state facendo voi non è una cosa banale, non è una cosa scontata, perché questi signori non è che organizzano solo eventi sportivi, importanti, ci mancherebbe altro, ma si fanno carico delle giovani generazioni. E questa è una cosa, a mio avviso, importantissima, sempre meno, come dire, applicata nella nostra società e quindi bravi per quello che state facendo. Qua, lei l'ha ricordato prima, abbiamo fatto un Giro d'Italia maschile, abbiamo fatto un Giro d'Italia femminile, ci sono molte altre manifestazioni ciclistiche, cioè il connubio tra due ruote e la nostra regione è molto 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 forte. Ha consentito in questi anni alla nostra regione di farsi conoscere in giro per il mondo. Prima tappa venerdì da Rivedarcano a Tarvisio, 151 km. Poi sabato si correrà da Casarsa della Delizia a Piancavallo per 142 km. Infine tappa di chiusura con partenza da Mortegliano e arrivo a Pordenone. Sarà domenica e i ciclisti percorreranno 157 km. E anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.